Buonasera a tutti. Allora, come vi ha anticipato il coordinatore provinciale, sono appunto Alberto Monetti, coordinatore organizzativo per l'area Nord Italia e membro dell'esecutivo nazionale dei giovani. Il compito che abbiamo oggi è quello di parlare di lavoro. Da sempre l'Italia dei Valori si propone come partito della giustizia, come partito della legalità. Facciamo anche altro, facciamo qualcosa di più e di più importante. Il canovaccio su cui tutto si poggia è la legalità. Se non c'è legalità in senso generale generico non ci può essere legalità nel lavoro. Che cos'è il lavoro? Dovremmo cercare di capire prima di tutto. Allora, il lavoro innanzitutto non può essere considerato soltanto il lavoro del dipendente. Il lavoro e il lavoratore è il centro del sistema Italia, il lavoro e il lavoratore è il punto di partenza di un sistema organizzato. Ed ecco perché la stessa Costituzione ne parla. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, contemperando contemporaneamente sia il ruolo del lavoratore dipendente che il ruolo del lavoratore autonomo, dell'imprenditore. Ecco perché l'Italia dei Valori si deve porre come mediatore fra le parti sociali. A questo punto, avendo al centro del sistema il lavoro, dobbiamo porre in essere anche un ragionamento più complesso. Il lavoratore è quell'individuo, a prescindere dal suo genere maschile o femminile, sul quale ruota il circolo economico. Ecco perché oggi io devo fondare tutta la mia tesi sul problema, più che del lavoro in quanto tale, sulla differenza sostanziale fra flessibilità e precariato. Oggi come oggi non esiste un mercato del lavoro flessibile in Italia, esiste il mercato del lavoro precario. Noi giovani ne siamo le prime vittime per certi versi, abbiamo l'abitudine a fare lavori a 3 mesi, a 6 mesi, chi è fortunato a 1 anno. Saranno incarichi di lavoro che non verranno poi rinnovati, bisognerà non professionalizzanti, non prevederanno un curriculum vitae, per cui saremo sempre a spasso nel tempo alla ricerca di una nuova occupazione e di un nuovo punto fermo. Questo sicuramente non ci darà mai e poi mai la possibilità di formarci una famiglia, di costruirci un futuro. E il problema del lavoro e del precariato però si fonde anche nella contemperazione della problematica fondamentale della crisi economica. Il lavoro precario non c'è soltanto perché c'è la crisi economica, il lavoro precario è iniziato prima della crisi economica. Per cui per affrontare un tema sul lavoro, prima di tutto noi dobbiamo affrontare il problema della crisi economica, quindi come aiutare i lavoratori e i giovani lavoratori a uscire da questo momento di crisi, dopodiché dovremo affrontare un sistema di regole che possa, in senso liberale, modificare e dare una visione di ampio spettro, a lungo respiro, per un nuovo mercato del lavoro. E a questo punto, per uscire dalla crisi economica, valgono quelli che sono da sempre gli unici mezzi che si possono porre in essere, gli ammortizzatori sociali, ma potrebbe esserci anche l'aumento, l'espansione di quella che è la cassa integrazione anche a tutte quelle aziende che oggi non ne possono usufruire. Inutile che ci vengano a dire che i soldi non ci sono. Oggi chi gestisce l'istituto della cassa integrazione ha un utile pari a 10 miliardi di euro, qualcosa di più o meno un utile di questa portata, per cui i soldi ci sono, solo che li stanno volontariamente centellinando finché
clima sociale non atteso a sufficienza per poterli tirare fuori. Non ci hanno ancora sentito, non ci hanno ancora ascoltato, le persone non si fanno sentire abbastanza, usciamo sulle piazze solo ed esclusivamente per andare a parlare magari del lodo Alfano piuttosto che della lista del decreto salvaliste, non siamo ancora usciti in piazza bloccando il sistema per reclamare un nostro diritto, il lavoro. Usciti dal sistema di crisi economica attraverso gli ammortizzatori sociali, quindi con delle garanzie, dei mini vitalizi che l'INPS ci dovrebbe offrire per poter uscire da questo momento di difficoltà, gli assegni di disoccupazione, dovremmo affrontare però le cose in maniera diversa. E affrontare le cose in maniera diversa significa innanzitutto per i lavoratori e per le imprese, ma soprattutto per lo Stato, affrontarle con coraggio. La proposta rischia di essere alquanto impopolare, però ci vuole coraggio. Se vogliamo uscire non solo dalla crisi, ma anche da un metodo di lavoro sbagliato, dobbiamo avere coraggio. Per farlo, un metodo potrebbe essere quello di utilizzare un sistema di flexicurity, sullo stile olandese, ovvero un giovane che entra nel momento in cui entra nel mercato del lavoro deve avere la possibilità, nel momento in cui va a confrontarsi poi con la banca, istituto di credito che gli dovrà finanziare il mutuo per la casa, dovrà essere in grado di dargli garanzie. Se lui non sarà in grado di farlo, la banca dovrà elevare il suo sistema di sicurezza. Elevando il suo sistema di sicurezza, per avere ulteriori garanzie dovremmo avere delle firme per avallo, magari di mamma e papà, piuttosto delle ulteriori garanzie fatte attraverso un sistema di aggravamento, di assicurazione per le rate non versate. Tutti sistemi che potrebbero venir meno qualora nel momento in cui un ragazzo si affaccia al mercato del lavoro dice bene, nel momento in cui io dovessi essere senza lavoro mi rimetto in discussione, entro in una fase di disponibilità, mi metto a disposizione della collettività che per un periodo XY dovrà sostenere il peso della mia disoccupazione per formarmi e riqualificarmi come operatore del sistema lavoro, per inserirmi in una sezione di mercato che è più disponibile, o ancora più semplicemente mi metterò a disposizione di tutti quegli enti locali che mi daranno la possibilità, nei casi di necessità, facciamo un esempio molto banale, ci sono le elezioni regionali, dobbiamo avere 300.000 nuovi scrutatori, i quali oggi verrebbero lautamente pagati. Bene, sono in pronta disponibilità all'interno dei CPI, dei centri per l'impiego. A quel punto saranno chiamati direttamente al centro per l'impiego per essere messi a disposizione della collettività, sono già pagati dall'INPS. Non serve che io rimuova una persona dal suo ruolo lavorativo, che gli garantisca le ferie per poi potergli anche aggiungere 300 euro per l'attività istituzionale. Abbiamo delle persone che sono senza lavoro, usiamole.